Dopo gli eccessi nei festeggiamenti di martedì, i trevigiani seguiranno da casa in famiglia la finale dell'Europeo di calcio. Preoccupa in particolare il ritorno dell'aumento nei contagi con la variante Delta. Niente caroselli in caso di vittoria. Oltre al divieto dei maxi schermi in piazza, non si potrà festeggiare scorazzando lungo le strade. Forze dell'ordine pronte a sorvegliare la città. Salgono a 16 ragazzi positivi dopo una festa al mare, per altri 8 si attende il molecolare. L'ULSS 2 intanto ha identificato 75 persone coinvolte e tutte poste in quarantena. Grave incidente questo pomeriggio a Istrana, un'auto è uscita di strada andando a finire contro una casa, un'intera famiglia coinvolta, grave un bambino. Con la firma dell'atto costitutivo della Fondazione parte ufficialmente il progetto Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità. La città sarà al centro di un laboratorio globale di riqualificazione. Sono state oltre 1500 le partecipanti che hanno colorato Treviso di rosa con la corsa non competitiva dedicata solamente alle donne, festa e solidarietà con gli organizzatori che sottolineano a Treviso in rosa non c'è spazio per i gender. 7 secoli dalla morte di Dante Alighieri, un anniversario che Treviso si sta scordando. Il nostro viaggio sulla presenza del sommo poeta partendo da dove Sile al Cagnan s'accompagna. Buonasera, ben ritrovati dalla redazione di Treviso. Dunque l'avete sentito, ovviamente manca davvero pochissimo per la finale Italia-Inghilterra. Tutti quanti dunque sono davanti agli schermi, per lo più i trevigiani davanti agli schermi per vedere la partita, ma parliamo anche però di contagi di coronavirus, perché sono aumentati, è aumentato il numero dei contagiati nella festa al mare tra i giovani a Jesolo e Treviso. Salgono dunque i confermati, ma soprattutto sono i casi sospetti, con ben 75 giovani finiti in quarantena, mentre si sta indagando se il virus circolante sia o meno della variante Delta. Sentiamo. Sono saliti a 75 ragazzi in quarantena dopo i casi di coronavirus scoppiati a seguito di 2 feste private che si sono tenute a Jesolo e Treviso nei giorni scorsi. 16 le positività confermate, altri 8 sono risultati positivi a un primo test antigenico ed ora sono in attesa del tampone molecolare. Tutti giovani e giovanissimi ora sono costantemente monitorati dall'ULSS 2. Gli altri 75 li abbiamo messi in quarantena. È chiaro che se dovremo, dopo il sequenziamento fatto dall'istituto zooprofilattico, trovare che questi sono ovviamente portatori della variante Delta, dovremo fare immediatamente il tampone a tutti i 75 e poi tenerli ovviamente in quarantena oltre i 14 giorni. Un'indagine minuziosa per identificare e isolare il prima possibile i vettori. Abbiamo rintracciato tutti i possibili contatti, stiamo esplorando anche i contatti un po' più allargati, che credo tra domani e lunedì dovremo fare forse un'altra ventina di persone e poi dovremo aver chiuso il cerchio. L'appello per questa sera, con la finale degli europei, ma anche per i prossimi giorni di incontri e vacanze, da parte del direttore generale è sempre lo stesso. La raccomandazione che faccio ai giovani e continuo a farla, ribadirla, è: attenzione, siete in un luogo chiuso, usate le mascherine oppure state distanti almeno 1 metro, evitate di abbracciarvi perché tra voi potrebbe esserci un positivo asintomatico, il quale dopo passa il virus agli altri, anche perché è dimostrato ormai purtroppo i giovani sono quelli più colpiti, dai 12 ai 20 anni, 22 anni, hanno una numerosità elevatissima. Questa è legata al fatto che purtroppo il numero di vaccinati tra questi è bassissimo. Una situazione dunque delicata, l'aumento dei contagi in questi giorni si vede e bisogna prestare la massima attenzione, a dirlo l'assessore regionale alla sanità. La situazione è delicata ma sotto controllo. Noi abbiamo visto che negli ultimi giorni stanno aumentando il numero dei positivi, siamo passati dai 35 ai 45 agli 80 ai 100 ai 105, quindi sicuramente stiamo trovando più positivi. Bisogna anche dire la verità che noi stiamo facendo tanti tamponi. L'assessore regionale alla sanità Manuela Lanzarin fa il punto della situazione sui contagi. Un aumento negli ultimi giorni c'è stato. Nella Marca, fra l'altro, il direttore generale dell'ULSS 2 Francesco Benazzi
Lanzi aveva espresso la sua preoccupazione perché alcuni giovanissimi sono risultati positivi e sintomatici, tanto da recarsi in pronto soccorso all'ospedale. Intanto continua serrata la campagna tamponi in tutta la regione. Perché noi abbiamo previsto un piano di sanità pubblica unico, credo, tra tutte le regioni, che porta le USL a fare circa 30.000, minimo 30.000 tamponi al giorno. Ne stiamo facendo circa 20.000 e questo permette anche di avere molti casi. Questo ci permette però anche di fare contact tracing, di fare tracciamento e di sequenziare i casi positivi che troviamo. Anche la campagna vaccinale sta continuando, siamo soddisfatti delle percentuali che abbiamo raggiunto, ha continuato l'assessore. Siamo sul 62%, però tra i prenotati arriveremo al 71% per quanto riguarda la prima dose e siamo sul 45% per quanto riguarda il ciclo completo. Ora bisognerà attendere la risposta degli under 60 che ancora non si sono vaccinati e che hanno ricevuto la lettera a casa dalla propria ULSS. Non solo. Apriremo nuovi anche slot perché oggi le prenotazioni sono quelle previste fino al 4 di agosto, però apriremo anche le prenotazioni per tutto il mese di agosto. Questo per far sì che a fine estate si sia raggiunta effettivamente la cosiddetta immunità di gregge. E dunque l'abbiamo detto prima, manca davvero pochissimo la finale Italia-Inghilterra e insomma trevigiani inchiodati davanti agli schermi. E noi ci colleghiamo subito con il sindaco che vedo sullo schermo, Mario Conte. Buongiorno, buonasera anzi. Buonasera a tutti. Dunque Siamo sindaco, pronti per la finalissima. è pronto anche lei? Sì, siamo in pieno clima finale degli europei e quindi insomma ci prepariamo nel migliore dei modi a questa che può essere un momento speciale per la nostra nazione, tra l'altro un momento anche importante per il rilancio morale dei nostri cittadini e delle nostre comunità. Ecco, sindaco, niente maxi schermi in piazza e qualora l'Italia dovesse vincere non saranno vietati anche i caroselli, quindi i caroselli per le vie di Treviso. Questo per evitare quello che abbiamo visto martedì scorso. Sì, sono arrivate queste indicazioni dalla prefettura e dalla questura che francamente condivido, viste anche le notizie recenti che stanno girando su un ulteriore aumento dei contagi, soprattutto a livello europeo. Io credo che siamo tutti chiamati questa sera a festeggiare, ma come abbiamo fatto benissimo nell'ultimo periodo lo dobbiamo fare con responsabilità. Quindi non buttiamo via i sacrifici fatti sia da un punto di vista sanitario che da un punto di vista di vite umane, perché ricordo che Treviso ha avuto un incremento dei decessi del 25% nel 2020 e soprattutto da un punto di vista economico che è stato un periodo molto complicato per le imprese a causa appunto delle chiusure, delle restrizioni. Quindi dico, questa sera dobbiamo affrontare una partita di calcio molto importante, una finale degli europei, però non può essere più importante della tutela della salute pubblica. E quindi capisco che qualcuno si sia anche risentito, si sia anche arrabbiato, però chi deve assumersi le responsabilità di tutelare la salute dei cittadini deve mettere obbligatoriamente al primo posto questo aspetto e credo che quindi le decisioni che sono state prese dal prefetto in accordo anche col comune e dal questore per quanto riguarda i caroselli siano sacrosanti. Ecco, ci sarà, possiamo dirlo, un po' una Treviso presidiata dopo la partita proprio per evitare questo? Sì, i controlli saranno incrementati, però devo dire che la nostra comunità si è da sempre distinta per il grande spirito di responsabilità, quindi seppur ci saranno maggiori controlli sono anche convinto che certe scene che abbiamo visto francamente in occasione della semifinale, dove forse un po' tutti ci siamo lasciati prendere dall'euforia, questa sera non lo vedremo, però con la speranza che l'Italia vinca, perché non dobbiamo sperare che l'Italia perda per non vedere i caroselli, quindi vinciamo l'europeo e poi festeggiamo con testa. Ecco, sindaco, abbiamo parlato anche prima con il direttore generale dell'ULSS 2, diceva un aumento di contagi anche per quanto riguarda i giovani nelle due famose feste Treviso e Jesolo.
insomma sono salite ora 16 e ce ne sono 8 che potrebbero essere in più anche oltre ai 16 positivi. Dunque insomma l'attenzione deve essere davvero massima, perché purtroppo questi giovani non erano vaccinati, Sindaco. Sì, bisogna accelerare la campagna vaccinale e comprendere anche le fasce dei più giovani. E poi i giovani, i ragazzi, seppur capisco che alla loro età forse ci siamo sentiti tutti invincibili e loro in questo momento si sentono invincibili, in realtà devono assumere consapevolezza sul fatto che il virus c'è ancora, gira e lo possiamo anche prendere. E quindi l'invito, e capisco sia difficile, è quello di fare grande attenzione. Non è bypassando o schivando i controlli del sindaco, della polizia locale o delle forze dell'ordine che si è più furbi. Cioè non è questo il momento di giocare a fare i furbi, questo è il momento di giocare a fare i responsabili, le persone serie, perché stiamo parlando di salute pubblica, stiamo parlando di vite umane, stiamo parlando di cittadini che purtroppo a causa del virus non ci sono più. Quindi l'appello che faccio ai giovani, che ripeto io li capisco totalmente, perché ci siamo passati tutti ai 16 anni, 17, ai 18, e francamente invidio un po' questa loro anche forza fisica, però non è questo il momento di dimostrarla. Cioè, oggi siamo chiamati tutti alla responsabilità, dai 10 anni ai 90, ai 100, quindi voglio dire siamo tutti nella stessa barca, chi con più anni, chi con meno, però nessuno è escluso dallo spirito di responsabilità. Sindaco, la ringrazio, la lascio andare a prepararsi per la finale, per vedere la finale. Grazie Sindaco. Buona partita anche a voi, e grazie che anche in questa giornata di sole, di festa, voi siete qui a portare le notizie a casa dei trevigiani, quindi grazie davvero di cuore a Antena 3 Nord-Est. Grazie Sindaco e buona partita. Andiamo avanti, abbiamo parlato appunto dei trevigiani inchiodati negli schermi adesso a vedere la partita, quindi siamo andati a sentire dove andranno, o in famiglia o dove. Sentiamo che cosa ci hanno risposto. Queste immagini di martedì sera hanno avuto effetto sui trevigiani. Complice poi l'annuncio di nuovi contagi a seguito di feste e assembramenti, quasi la totalità dei nostri intervistati di questa mattina in città ha dichiarato di non volerne proprio sapere del tifo di gruppo. Stasera dove va a vedersi la partita? A casa, Da solo o in compagnia? con la moglie, Ma lo fa perché ha paura del contagio? perché mi trovo meglio a guardarla dalla televisione, meno assembramenti e meno confusione. Casa 2-0 Italia. Ma da solo o in compagnia? Da solo. Perché? Perché mi concentro meglio sulla partita. Non è che si ha paura assembramenti. No. Beh, là sempre rispetto e attenzione. Serata tranquilla. Per questioni di cuore oppure per paura degli assembramenti? E un po' tutti e due. Col papà, a casa. Quindi niente amici, niente. No, Paura dell'assembramento? ma diciamo che non andrei mai fuori a vedere la partita. Ma stiamo tranquilli a casa, al fresco, ed è anche opportuno vista la temperatura. Il prefetto ha proibito gli scambi in piazza, le cose di questo genere. Ha fatto bene o fatto male secondo lei? Ha fatto bene perché almeno da quello che leggo c'è la possibilità di una ripresa di tutto quello che abbiamo passato, quindi a questo punto prevenire penso sia l'unica strada. Bisognerebbe che le persone, usufruendo di una possibilità, sapessero anche un minimo di autocontrollo. Visto quello che è successo alle altre partite, questa qua ancora di più sì, in alcuni casi sì. Se la gente non capisce è così. Serata solitaria quindi per la stragrande maggioranza dei trevigiani tifosi della nazionale, mentre quelli che invece hanno deciso di condividere l'emozione hanno già fatto solenne promessa. Non siamo tantissimi, siamo in un giardino molto ampio, abbiamo uno schermo grande, quindi se come speriamo ci sia qualche gol, sicuramente salteremo tutti e cercheremo anche di proteggerci l'uno con l'altro. Infine la risposta dei gestori che senza schermi e proiezioni all'esterno dei locali sanno già di subire un calo dei clienti. O si fanno dei monitor dove ci sono dei posti a sedere e quelli sono contingentati, oppure non si può lasciare la gente così lasciata allo sbando e fanno quello che vogliono, come anche che io ho visto a Jesolo.
Siamo alla cronaca, grave incidente questo pomeriggio a Istrana, un'auto con a bordo un'intera famiglia è uscita di strada in via Baracca sulla provinciale 68 per cause ancora da accertare. La macchina ha prima centrato un palo e poi ha finito la corsa contro una casa. 5 persone ferite, madre, padre e 3 bambini, uno di loro è stato trasportato in gravi condizioni all'ospedale di Treviso, sul posto il SUM 118 e i vigili del fuoco di Castelfranco. Aggressione nel parcheggio da Pino a Treviso, motociclista picchiato per futili motivi, indaga la squadra mobile. Stanno visionando le immagini delle telecamere di videosorveglianza gli investigatori che stanno ricostruendo l'aggressione avvenuta nel piazzale della pizzeria da Pino a Treviso. A chiamare la polizia sono stati alcuni clienti che hanno assistito alla scena. Tutto è nato per futili motivi. Alcuni bambini assieme alla famiglia, sembra di origine kosovara, stavano facendosi delle foto accanto ad una moto parcheggiata. I piccoli però erano stati anche messi sopra la sella delle 2 ruote. Quando è arrivato il motociclista ha chiesto di far scendere i ragazzini per motivi di sicurezza, la moto sarebbe potuta cadere. Da qui è nata la discussione, terminata in una lite. Una reazione violenta da parte dei componenti della famiglia. Il padre dei bambini di tutta risposta ha sferrato un pugno al proprietario della moto ed un morso. Non solo, ma è stata picchiata anche la donna che si trovava con lui. La famiglia poi senza nessun problema si è allontanata dal luogo dell'aggressione, mentre pochi istanti dopo è arrivata una volante della polizia allertata da alcuni passanti. Sul posto sono intervenuti anche gli uomini del SUM che hanno soccorso e medicato le vittime. Ed ora sono scattati gli accertamenti e le indagini. Intanto gli investigatori stanno identificando gli aggressori. Poi dovranno ricostruire la dinamica di questa aggressione avvenuta, secondo quanto ha riportato la vittima, davvero per futili motivi. Ed ora torniamo a parlare del G20. Ieri è stato un pomeriggio di alta tensione a Venezia, negli scontri sono rimasti contusi 3 agenti, per ora vi sono solo alcuni identificati tra i dimostranti, mentre prosegue il lavoro della Digos sui filmati dei disordini per dare un nome ed eventuali responsabili che potrebbero finire nel rapporto della procura. Ci sarebbe una persona fermata per violenza e resistenza pubblico ufficiale, si tratta di un 35enne ambientalista trevigiano. Nei giorni scorsi un emittente concorrente ha trasmesso integralmente un nostro servizio sollevando un'ondata di indignazione. Atto grave, afferma il CDR di Media Nord-Est, supportato da Sindacato dei giornalisti del Veneto e SLC, la sigla dei lavoratori della comunicazione di CGIL. Una grave violazione del diritto d'autore e della deontologia professionale, ma soprattutto una mancanza di rispetto per il lavoro giornalistico. Per questo sindacati e comitato di redazione di Media Nord-Est sono compatti nel denunciare quanto successo nei giorni scorsi, quando l'emittente Serenissima Televisione del gruppo Canale Italia ha trasmesso integralmente all'interno di un suo programma un servizio scritto e montato dalla redazione trevigiana di Antenna 3. Il servizio raccontava l'atroce delitto di Moriago della Battaglia con l'uccisione di Elisa Campeol, il fatto di cronaca che ha scosso la Marca e l'intero Nord-Est nelle scorse settimane. Un resoconto puntuale, frutto di un attento e scrupoloso lavoro sulle fonti e di squadra, come è prassi nel nostro gruppo. In un periodo in cui la libertà di informazione è sotto attacco da più fronti, lo stupore dei giornalisti e operatori di Antenna 3 e Media Nord-Est è stato quindi doppio. Immediata la condanna del comitato di redazione, sconcertato per quella che viene definita una indebita appropriazione, uno scippo. Il logo di Antenna 3, tra l'altro, era coperto in buona parte da quello di Serenissima TV. Insomma, come fosse stata una produzione propria e non di un emittente concorrente e profondamente radicata sul territorio. La posizione del comitato di redazione è stata condivisa e diffusa dallo stesso Sindacato Veneto dei giornalisti sul proprio sito ufficiale e dal Sindacato Lavoratori Comunicazione Veneto, la SLC, sigla aderente alla CGIL. Va bene i tentativi di imitazione ed emulazione, segno di un modello di successo, ma la lesione del diritto d'autore è davvero un'altra cosa. Ed ora ci spostiamo a Venezia per un importante evento. Con la firma dell'atto costitutivo della Fondazione parte ufficialmente il progetto Venezia, capitale mondiale della sostenibilità. La città sarà al centro di un laboratorio globale di riqualificazione urbana e ambientale. Un ampio accordo tra enti ed istituzioni a più livelli per salvare e rilanciare il patrimonio artistico, il sistema socio-economico e residenziale e l'ecosistema lagunare di Venezia. È il progetto Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità, che è partito ufficialmente con la firma dell'atto costitutivo della Fondazione nella sala del Consiglio della città metropolitana a Cacorner. Venezia non è un museo, non è solo eredità, non può essere un museo, non può essere solo heritage.
e vedrete quello che succederà nei prossimi giorni, ma non vi annuncio nulla. Deve essere salvaguardia, economia, sviluppo, futuro. Tra gli obiettivi del progetto un piano di residenzialità e di fiscalità agevolata, il rilancio di Marghera come polo per la produzione di energie alternative, la riqualificazione urbana e la gestione dei flussi turistici di Venezia. Vorrei risottolineare che questo modello prevede investimenti per 4-5 miliardi, un PIL da 10-12 miliardi di euro, 20.000 posti di lavoro e 12.000 abitanti in più, in una città che comunque si spopola. Però questo resta un modello da replicare a livello internazionale. Quindi da un lato i finanziamenti del Recovery Plan, assolutamente sì, ma dall'altro anche questa investitura, o meglio questa candidatura che noi portiamo avanti per essere osservatorio internazionale. Io spero che tutte le istituzioni a livello internazionale guardino con attenzione a quello che andremo a fare. Abbiamo in mente di lavorare per la ristrutturazione di tutte le case dell'Ater, quelle del Comune le abbiamo ristrutturate, abbiamo chiesto di avere un finanziamento speciale, un rifinanziamento della legge speciale. C'è sempre stato, ci è stato tolto negli ultimi 15 anni, chiediamo venga ripristinato, chiediamo, qui c'è il governo che ci sta aiutando in questo, ci aspettiamo provvedimenti che chiediamo da anni, devo dire che il cambio di passo è evidente. Sono previste anche l'apertura e il potenziamento di sedi di fondazioni e centri di ricerca su temi della sostenibilità, nonché la promozione di Venezia come città campus internazionale. Credo che qualsiasi iniziativa come quella di cui oggi state parlando, che viene avviata oggi, sia un'ottima cosa in generale, ma sia ancora meglio che questa iniziativa nasca in questa città, in questa splendida città. Ed ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità. Rieccoci nuovamente in studio, sono state oltre 1600 le iscrizioni per la 7ª edizione di Treviso in Rosa, la corsa non competitiva e di solidarietà riservata alle donne, una festa ma anche un modo per ribadire l'identità di genere. Come la mettiamo adesso che con la nuova legge Zan non esistono più uomini e donne, il gender è una cosa fluida? Noi saremo sempre e comunque organizzatori della festa delle donne. Treviso in Rosa è festa delle donne e abbiamo avuto anche questa mattina un esempio di quanta gioia e energia hanno le ragazze quando si trovano insieme e concorrono a un qualcosa che le riguarda. E lo dimostrano le immagini della grande energia che ha coinvolto tutti, fotografi compresi. Una grande festa, tutta al femminile, in presenza nella sua 7ª edizione. Prima corsa 1650. E dopo un po' di anni? Siamo passati a 11.000, a 16.000, l'ultimo anno 19.000, robe... È una crescita esponenziale. Quest'anno invece siamo a 1.500, giustamente, per tenere qui i contagi e per seguire tutte le normative del Covid. Nell'entusiasmo comunque unica la motivazione che le ha portate in piazzale Burchiellati. Ma non era meglio starsene a casa a letto visto che è domenica? Assolutamente no. È molto meglio qua insieme a tutte queste belle donne. Ma chi te lo fa fare venire qua alle 8:30 del mattino di domenica? Per tutte queste donne che combattono ogni giorno la propria vita. Perché le donne noi donne dobbiamo combattere e siamo qua combattenti per tutte quelle donne che stanno portando avanti la loro battaglia. Un abbinamento tra la Lilt e Treviso in Rosa che ha portato a degli atti concreti. Assolutamente sì. Corretti stili di vita e attività fisica sono i pilastri della prevenzione. I risultati concreti della penultima corsa sono stati proprio l'acquisto di questo pulmino per il trasporto del malato oncologico e le terapie. Obiettivo 2021 per la Lilt con i fondi raccolti da questa corsa? Una parte del ricavato verrà destinato al sostegno psicologico del malato oncologico per un anno. Consideri che negli ultimi 3 anni abbiamo seguito con le nostre psicologhe 1800 segnalazioni. 2 gli scaglioni di partenza per mantenere l'entusiasmo evitando assembramenti. Percorso in Tarnomura ma anche Piazza dei Signori, Duomo
e finale dal bastione San Marco a Piazzale Burchiellati. Un vero e proprio fiume rosa tra archi e palazzi che risaltava tra il verde delle mura. Nessuna vincitrice, ma solo la soddisfazione di esserci. Lei è la prima arrivata. Sì. Ma è vero che vuol fare anche un altro giro? Sì, vogliamo fare anche un altro giro. Ma chi glielo fa fare domenica mattina a fare tutta sta fatica? Passione, amicizia, tanta passione. Il secondo appuntamento ieri sera per l'Arena di Marca, la struttura per spettacoli allestita all'ippodromo di Villorba sul parco per 3 ore e un pezzo della storia della musica italiana. Antonello Venditti e il suo ultimo tour. Eccolo, vedi che bella giornata di sole? Vedete ragazze? Comunque il posto è meraviglioso, il tempo è bellissimo, speriamo che stasera non nevichi e va tutto bene. Ed è andato tutto bene ieri sera per il secondo appuntamento con la musica all'Arena di Marca. Il ritorno di Antonello Venditti con il suo tour, che si concluderà con l'ultimo concerto della carriera a Jesolo, ha regalato 3 ore di vera e propria storia della musica. Spettatori al completo e regole ferree su distanziamenti hanno dimostrato ancora una volta che a Villorba si può fare. Carezza la tua mente, la lotta anche per te. Da Sotto il segno dei pesci, Ricordati di me, tante le canzoni che segnano generazioni di giovani. Come questa Lilli, che forse tanti nipoti avranno sentito cantare dai loro nonni, scoprendo cos'era Treviso negli anni 70, nell'epoca degli smartphone e delle droghe virtuali, quasi un'era glaciale fa. Senza capelli. E da questa domenica la consueta rubrica Un oggetto, una storia sarà dedicata alla presenza di Dante Alighieri a Treviso. A 700 anni dalla morte iniziamo dal luogo simbolo degli anni trevigiani della Somma Poeta. Professor Fassetta, in quest'anno in cui tutti parlano di Dante, Treviso ne parla poco o niente, come mai? Sono scomparsi dei personaggi importanti della scena trevigiana e citerò per tutti il professor Renucci, sul quale ha scritto molte cose su Dante a Treviso, sui personaggi della commedia. Sempre meno custodi della memoria e Treviso si scorda di Dante Alighieri a 7 secoli dalla morte. Scelta davvero singolare, considerando che invece Verona sta puntando molto sull'anniversario come motore turistico in un anno difficile per questo comparto. Eppure la Marca ha ospitato più volte il sommo poeta e custodisce le spoglie mortali del figlio Pietro. Verona chiaramente la fa collegando il primo soggiorno di Dante, che è stato fra il 1303 e il 1304 per 7-8 mesi ospite di Bartolomeo I della Scala, e l'ha collegato poi il periodo in cui Dante è stato ospite di Cangrande della Scala, cioè fra il 1315 e il 1320, ma negli anni intermedi Dante è stato un po' in giro dappertutto. Fra gli altri posti, proprio venendo via da Verona, è stato a Treviso, ospite 2 anni della famiglia Agolanti. E qui iniziano le curiosità di una Treviso medievale che non ti aspetti. Dove abitava Dante Alighieri durante il suo soggiorno trevigiano? Beh, evidentemente abitava presso gli Agolanti, che avevano banco di pegno in piazza San Leonardo, cioè nella piazza degli affari, come c'era la piazza del Vescovado del potere religioso e la piazza del Carrubio, oggi piazza dei Signori del potere civile. San Leonardo era il punto in cui era concentrato il potere economico. Del resto solo chi vive a pieno la città riconosce nella diversa tonalità dell'acqua il punto dove l'Imbraga, che entro le mura diventa Cagnan, confluisce sul Sile. Una piccola magia visiva che è diventato un verso della Divina Commedia. E dove Sile e Cagnan s'accompagna, tal signoreggia e va con la testa alta, che già per lui cardir si fa la ragna. E la ragna furono le lotte interne per comandare su Treviso, annunciate da una donna molto chiacchierata in quel tempo. Quando Cunizia da Romano Dante incontra Cunizia da Romano in paradiso, che è una cosa abbastanza singolare perché Cunizia aveva una fame particolare, ma
Eccola infatti dipinta mentre sta fuggendo con l'amante, sordello d'Agoito, inseguita dagli arcieri del marito tradito, ovvero il signore di Soave. Tornando a Dante, forse pochi sanno che la dedica e il relativo ponte in realtà sono un vero e proprio manifesto di protesta. Nel 1865, a 600 anni dalla nascita di Dante, i trevigiani hanno voluto affermare la loro italianità erigendo quella stele che vedete, che è di Luigi Borro, ed eravamo in pieno dominio ancora austriaco. Quindi al ponte dell'impossibile, che era stato ricostruito finalmente in termini seri, venne dato il nome di Ponte Dante. Ed ora un evento eccezionale e raro che è avvenuto a Jesolo sotto gli occhi stupefatti dei turisti. Un nido di tartaruga in spiaggia nella notte tra il 9 e il 10 luglio. Alcuni cittadini hanno trovato sull'arenile di Jesolo un esemplare di tartaruga marina appartenente alla specie caretta caretta, intenta a deporre le uova. I cittadini increduli hanno avuto la fortuna di assistere alla deposizione e poi la copertura del nido da parte della tartaruga, che ha poi ripreso il mare. Il comune di Jesolo ovviamente ha avvertito subito l'ufficio circondariale marittimo di Jesolo con il supporto del CERT, Dipartimento BCA dell'Università di Padova, ed altri esperti locali hanno ovviamente accertato la presenza del nido e poi hanno provveduto alla sua perimetrazione di sicurezza. E questa era la nostra ultima notizia. Vi lascio ovviamente alle nostre previsioni del tempo. Grazie davvero per averci seguito e arrivederci. Autodemolizioni Signor, a Villorba dal 1969 al vostro servizio. Rottamazione auto, vendita ricambi nuovi e usati, vendita autovetture sinistrate o usate. Benvenuti al meteo. La settimana inizia con il bel tempo. L'anticiclone africano infatti si rinforza e il caldo si intensifica. Vediamo insieme il dettaglio di lunedì 12 luglio. Sul Veneto non si verificheranno precipitazioni, la giornata sarà asciutta e soleggiata, con cielo sereno o al massimo con qualche nuvola a carattere sparso. Diamo uno sguardo anche alle temperature, che saranno in aumento, minime tra 18 e 23 gradi, valori massimi compresi invece tra i 29 e i 34 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove lo scenario sarà lo stesso, tanto sole dappertutto, senza piogge, solo con qualche innocuo addensamento. Temperature minime tra 18 e 21 gradi, massime sui 29-30 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove avremo anche qui bel tempo con qualche nuvoletta, ma che non dovrebbe dare luogo a precipitazioni. Temperature minime intorno ai 20 gradi, massime infine sui 33 all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. Autodemolizioni Signor, a Villorba dal 1969 al vostro servizio. Rottamazione auto, vendita ricambi nuovi e usati, vendita autovetture sinistrate o usate.